La Giunta Comunale di Aragona ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 25, 26, 27, segnando il ritorno dell'ente alla piena gestione ordinaria dopo la fase di dissesto finanziario. Con questo passaggio il Comune di Aragona recupera la regolarità nell'approvazione degli strumenti contabili e si prepara alla successiva votazione in Consiglio Comunale prevista entro il 31 marzo. Il sindaco Giuseppe Pendolino e la Giunta esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come l'approvazione dei documenti finanziari permetterà di procedere rapidamente con le procedure selettive per le progressioni verticali del personale, le procedure selettive per la stabilizzazione dei lavoratori ASU, lo sblocco dei trasferimenti statali fermi al 2023. È un atto, afferma Pendolino, che segna l'avvio di una nuova fase amministrativa orientata alla programmazione e alla stabilità finanziaria dell'ente. L'assessore al bilancio Francesco Moreale afferma l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro amministrativo di Aragona. Dopo anni complessi il Comune di Aragona torna finalmente a operare in un quadro di piena normalità contabile, una condizione indispensabile per programmare con serietà e garantire servizi efficienti alla cittadinanza. Desidero rivolgere inoltre un ringraziamento al responsabile dei servizi finanziari, il geometra Gero Alongi, al personale del relativo ufficio che lo ha collaborato e ai responsabili degli altri settori per la collaborazione prestata e al segretario generale, il dottor Vinci Guendra, per il coordinamento dei lavori. Un ringraziamento anche al senso di responsabilità dimostrato finora va anche ai consiglieri comunali che hanno reso possibile arrivare a questo agognato traguardo. La collaborazione tra amministrazione e uffici è stata determinante per riportare Aragona in una condizione di piena normalità amministrativa.